10 milioni e 62 mila turisti nel 2023, con un aumento del 6,9% rispetto all'anno precedente e del 10,6% rispetto al 2019. Il boom è degli stranieri, con una crescita superiore all'11%, stazionari gli italiani con un più 1,3%, e la fotografia sulla regione scattata da Promoturismo FVG. Quasi 2 milioni le presenze nelle città, crescita a doppia cifra per Trieste più 16,9%, Gorizia più 12,8%, Udine più 10,3% e Pordenone con il più 5,5%. Se al mare le presenze sono aumentate per poco più del 2% e la montagna a fare il balzo da gigante con il più 15,6%. Tra le motivazioni ci sono gli ski pass più convenienti dell'intero arco alpino, tanto che i comprensori sono in overbooking anche per il weekend di Pasqua. Dati ancora più significativi se si considera la stagione invernale che abbiamo e che stiamo attraversando, quindi pochissima neve, temperature elevate, e il Friuli Venezia Giulia in controtendenza, quindi presenze in aumento, incassi in aumento. Questo a significare che le politiche che abbiamo messo in campo, quindi non solo per gli sciatori, ma di offerta servizio a tutto tondo per gli amanti della montagna, stanno pagando. Sempre sul fronte montano si sono registrati oltre 815.000 primi ingressi nei poli sciistici al 26 marzo e incassi per oltre 15 milioni e 400 mila euro, con un aumento di turisti di oltre il 5% rispetto all'anno scorso. Se abbiamo messo in campo una politica di programmazione che sta premiando, che non guarda semplicemente a cosa avviene oggi ma anche ai prossimi anni, impostata già anni addietro. Non a caso i numeri testimoniano che malgrado una stagione invernale difficile dal punto di vista atmosferico, ma il Friuli Venezia Giulia è cresciuto a differenza delle altre parti d'Italia. Questo è dovuto a molteplici fattori, la promozione che abbiamo messo in campo e continueremo a mettere in campo, è dovuta al fatto anche degli investimenti che abbiamo favorito di soggetti privati per quanto riguarda la parte ricettiva. Tra le provenienze straniere al top c'è l'aumento degli ungheresi più 38%, con a seguire l'aumento degli arrivi dal Regno Unito più 30% e Repubblica Ceca più 23%. Da segnalare anche l'aumento del 18% dagli Stati Uniti. Sulle presenze hanno inciso in modo importante le nuove rotte del Trieste Airport, in testa Dublino e Barcellona. È dovuta anche ai nuovi collegamenti per cui abbiamo operato, basti vedere cosa abbiamo fatto con l'aeroporto, ad esempio i numeri sull'Irlanda sono emblematici, lo scorso anno che era partito il volo su Dublino più 97,2% di turisti dall'Irlanda.